È stato firmato dai sindacati di settore e dall'ANCE Agrigento il contratto provinciale per il comparto delle costruzioni. Attraverso un comunicato stampa, l'ANCE Agrigento fa sapere che il contratto è un'occasione per far fronte comune nei confronti della regione siciliana, che oggi conta ritardi di oltre un anno e mezzo nei confronti delle imprese che hanno svolto o stanno svolgendo lavori pubblici. Presenti il presidente nazionale dell'Associazione Edili, Carmelo Salamone, il presidente della Cassa Edile di Agrigento, Luigi Costanza, e diversi rappresentanti regionali dei vari sindacati. Con la firma di oggi la parte datoriale e quella sindacale hanno dato per l'ennesima volta il loro contributo fattivo per garantire questo importante comparto produttivo della nostra provincia, affermano i presenti. Non possiamo però che rappresentare la nostra comune preoccupazione rispetto ad una situazione che è ormai scandalosa e che rischia ogni giorno di far chiudere numerose imprese, schiacciate dai debiti contratti per responsabilità diretta dalle pubbliche amministrazioni. Questa condotta irresponsabile da parte della Regione rischia di vanificare ogni giorno di più ogni sforzo fatto, concludono. Alcuni sindacati rappresentano in particolare la loro preoccupazione per l'impatto che questo stato di cose avrà soprattutto sul fronte dell'occupazione, in un settore che in questi anni ha già fatto registrare numeri allarmanti a causa di politiche scellerate da parte dei governi nazionali e regionali.